Ebrei, capitolo 10. I sacrifici antichi non servono più. La legge Mosè non rappresentava tutta la realtà vera, tutte le cose. Era invece solo come un'ombra di tutti i beni futuri, con tutti i sacrifici che si facevano sempre, anno per anno, che la legge non era capace di far diventare perfetta tutti gli uomini che si accostavano a Dio. Diversamente, non avrebbero fatto più sacrifici, perché una volta pulizzata tutti i peccati e devoto, non si sentiranno più peccatori innanzi a Dio, e che gli preti non avranno fatto più tutti gli sacrifici. Invece, proprio via tutti gli sacrifici, si rinnovava anno per anno alle volte e tutti i peccati loro. Perché non si poteva mai pulizzare i peccati per bere il sangue dei buoi e dei zimmeri, perché questo Cristo, quando stava per trasire in questo mondo, ricetta a Dio: Signore, tu non hai voluto il sacrificio in verte, hai voluto invece a preparare un corpo per me. Tu non hai voluto accettare in verte l'animale e il sacrificio per lui peccato. E t'hanno aggiurito, o vicano, Signore, ma vengi a favolere tuo, come sta scritto. E me, rindo libera la legge. Oppa che verità, tu non hai voluto e non hai voluto accettare tutti quei sacrifici, tutte quelle inverte, che erano animali, che venivano scannate, e inverte, che venivano fatte innanzi a Dio, per farlo a mezzo dei peccati. Cose che venivano fatte come stava scritto in da legge, a ghionghe. O vicano, ma venghi per favolere tuo. Con queste parole Gesù Cristo lo ha a mezzo tutti quei sacrifici del passato e ne facette uno nuovo. E a così Gesù Cristo volette fare che l'inverto il corpo suo, una volta per sempre, e ha fatto compiere chi lo volere Dio. E proprio per questo, Dio già liberato da tutti i peccati e ci ha fatto diventare santo innanzi a esso. L'efficacia del sacrificio di Cristo. Tutte le prive possono andare in tempi ogni giorno a fare servizio loro innanzi al Signore e fanno inverte parecchi voti e tutti quei sacrifici che non possono mai lo a mezzo ai peccati. Cristo invece ha fatto un sacrificio solo per tutti i peccati, una volta solo per sempre. Poi come dice la Bibbia, si è stata vicino a Dio, ma aspetta solo che tutti i nemici suoi saranno messi sotto i piedi suoi. E così, una volta sola, essa ha fatto diventare giusta e santa per sempre tutti quelli che vengono pulizzati da tutti i peccati loro. Pure lo Spirito Santo in da Bibbia attesta a noi tutte queste cose, perché prima dice che questa alleanza che io farraggio con loro, proprio a che giorni, dice il Signore, mette a raggio legge meglio in dei cuori loro e scrive a raggio in dei cervelli loro. Poi dice, non mi ricordo a raggio più di tutti i peccati loro e tutte infamità, la vita loro. Ma, se i peccati vi sono stati perdonati, vuol dire che non servono più tutte quelle inverte per far scorpare i peccati. La fiducia e il coraggio. Frate miei assai cari, ma noi siamo liberi e trasiriamo a chi lo pizza santo lo cielo, proprio in mezzo a chi lo sangue della croce Gesù Cristo. Issa ha spaparanzato innanzi a noi una via nuova, chi ne vita, per mezzo a chi lo vela che è il corpo suo. Ma teniamo un sommo sacerdote assai rosso, a capo di tutta la casa di Dio, che è il santuario vero. Perché se dica a voi, accostiamoci innanzi a Dio con un cuore franco e con una fede rossa, e tutte le cose nostre pulizzate, ogni infamità, e con tutto il corpo nostro, lavato con quell'acqua pura. Manderemo sempre vivere in da noi, senza scapuzzare quella professione della speranza che ricime da noi, perché Dio mantiene sempre tutto quello che ha promesso a noi. E poi sforziamoci pure a fare coraggio l'uno con l'altro, rinda all'amore, rinda a tutte quelle opere buone. Continuiamo a praticare tutte quelle adunanze nostre. Non ci comportiamo più come fanno certe, che hanno pigliato la usanza e non vengono più rinda a quelle adunanze. Sponzoniamoci invece l'uno con l'altro, sapendo buone, come vedete, che il giorno del Signore è oramai avvicina. O pericolo dell'apostasia. Se noi che tutto il volere nostro continuiamo a fare peccati, pure roba che abbiamo imparato a conoscere la verità, io vi posso assicurare che ad anno non esisterà per noi nessuno altro sacrificio che non ci potesse scorpare a tutti i peccati nostri. Rinde a questo caso romano per noi solo aspettare che lo giorno assai terribile rodizia Dio, era un fuoco appicciato che brucerà tutte quelle che si saranno arrautate contro Dio. Quando uno si mette contro la legge di Mosè, viene condannato a morte senza nessuna pietà, coppa una parola e 2 o 3 attestanti. Quale castigo potrà avere chi che avrà agnato figlio di Dio
chi che avrà smerdiato il sangue che è l'alleanza nuova, che l'aveva pulizzata, chi che avrà insurdato lo Spirito Santo, che ci dà razia. Certo avranno un castigo assai più grosso, perché noi conosciamo chi che rinde e dice la Bibbia. A me a vennetta, io castigo a raggi chi avrà fatto l'infamità. E la Bibbia dice pure, o Signore giudicherà tutto il popolo suo. È terribile, care rinde in mano Dio vivo. La preservanza. Facete venire a mente tutte quelle che avete provato rinde il primo giorno, subito dopo che avete avuto che la luce è Dio. Tanto avete avuto malvade assai, sopportando un combattimento assai tosto. A volte siete stati insultati e maltrattati, innanzi a tutto quanto. A di volte avete avuto a difendere tutti quelli che avevano insultato rinde a questa maniera. Voi avete pigliato a parte tutte quelle malpatenze recarcerate e quando vanno rubate bene vostre avete accettato con priezza e perdere tutto quello bene, sapendo di ne bene assai più rosse quello e nessuno vi potrà mai lo ha a tutti questi bene. Perché essa non perdite mai il coraggio vostro, perché sarà questo che verrà a avere un compenso assai rosso. A voi serve solo una poca costanza, e così potrete fare sempre volere Dio, e potrete pure voi ottenere tutto quello che essa ha promesso a voi. Sta scritto nella Bibbia. Ancora un poco tempo, ancora un poco, e quello che ha da venire verrà certamente. Non ti ricarrà. Chi è giusto innanzi a me, camparrà per mezzo della fede. Se chi invece si tira a rete, e non si arraggia più contento essa. Noi invece non appartiamo a tutti quelli che si dicono nada vota a rete per finire in una dannazione eterna. Noi teniamo la fede e camminiamo in coppa via la salvezza.